La Polizia di Stato, attraverso un'attenta e scrupolosa attività di indagine, è riuscita a individuare e di conseguenza a denunciare 9 persone che nella notte tra il 3 e il 4 settembre si sono rese protagoniste di una violenta rissa avvenuta nella località balneare di San Leone Agrigento. La rissa è avvenuta in una delle zone più frequentate della movida agrigentina durante la stagione estiva e ha visto coinvolti numerosi giovani sia agrigentini sia provenienti da comuni limitrofi. La notizia della rissa è circolata sui social attraverso un video e ha suscitato una vasta eco tra la popolazione. Pertanto, nei giorni successivi all'increscioso episodio, gli operatori della polizia della sezione volanti della questura di Agrigento, a seguito di un'attenta e efficace attività di indagine, sono riusciti a identificare alcuni dei partecipanti alla rissa e a ricostruire l'episodio. Sono infatti 9 le persone denunciate dalla Polizia di Stato per il reato di rissa, tutti ragazzi giovanissimi dai 14 ai 20 anni. Stamani la conferenza stampa in questura. Sì, si è voluto dare un segnale forte da parte della questura per cercare di prevenire questi fenomeni violenti delle risse legate soprattutto al fenomeno della movida, in particolare nella stagione estiva, fenomeno violento che si cerca sempre di prevenire. Per questo motivo si è subito intervenuto da parte della questura cercando di identificare i soggetti coinvolti nella rissa in modo tale da deferire l'autorità giudiziaria per il reato di rissa e poi intervenire con questi DASPO in modo tale da prevenire anche fenomeni di violenza che possono verificarsi in occasione degli eventi sportivi. Cosa prevedono questi DASPO? Sì, i DASPO che sono stati combinati dal questore di Agrigento su proposta della divisione anticrimine, che subito si è attivata appena ha ricevuto le notizie di reato riguardo a questi 9 soggetti, 7 minorenni e 2 maggiorenni. Il DASPO prevede, peraltro nel numero di 2 anni di divieto e 3 anni di divieto ai maggiorenni, che questi possano partecipare, prendere parte sia come proprio attori, diciamo, ma anche come spettatori, che è la classica situazione, ma anche stare nelle vicinanze dei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive di qualsiasi tipo, tutte le competizioni che avvengono sotto l'egida del CONI, quindi non soltanto quelle calcistiche classiche, ma anche un basket, pallavolo, qualsiasi competizione sportiva. Bene, questi ragazzi da 2 a 3 anni tale tipo di competizione è assolutamente vietata, sia come partecipanti ma anche come autori stessi della competizione sportiva. È stata un'indagine tempestiva per l'individuazione di coloro i quali sono rimasti coinvolti in questa rissa e tantissimo ha contribuito anche alla diffusione del video sui vari social. È stata un'indagine più tempestiva, immediata, compiuta dai colleghi dell'UPGSP, di cui il dottore Montana è il dirigente. Appena hanno appunto appreso che circolava questo video e l'hanno visionato, poi è stato tempestivo sia l'attività investigativa che la raccolta delle fonti informative, perché si trattava di un video dove i soggetti erano completamente sconosciuti perché incensurati. Quindi sono state date delle fonti che hanno consentito di trovare già il primo responsabile e poi da questo si è partiti, no, come una tela di Penelope, a trovare tutti quanti gli altri corresponsabili. Poi, una volta poi avuta fatta l'informativa di reati informata alla G, si è passata alla fase appunto preventiva della combinazione dei DASPO, cioè divieto di incontro o divieto di partecipazione agli incontri sportivi. Quindi poi l'intervento successivo, ma immediato pure, il tutto si è esaurito in 7 giorni e forse neanche, da parte della divisione anticrimine, che è appunto la longa manus del questore in tale settore. Questa attività, il messaggio della polizia è quello la polizia è sempre attenta a monitorare questi fenomeni violenti che si possono verificare soprattutto il sabato sera. E un appello che mi sento di fare è quello di avvisare subito le forze di polizia, le forze dell'ordine, qualora si dovesse assistere a questi episodi. Quindi prima di utilizzare il telefonino per riprendere queste scene, utilizzare il telefonino per avvisare le forze di polizia. E dove è possibile cercare anche di far desistere i ragazzi dal portare a termine questi eventi che sono veramente incresciosi e assurdi. Uno la sera esce per divertirsi, non per fare violenza, e quindi questo è il messaggio che deve passare. Grazie.